Seconda parte di A voi la linea, che apriamo parlando di cultura, perché è online il nuovo super dizionario di lingue furlane, la piattaforma digitale dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, che raccoglie in un unico strumento i principali dizionari del friulano. Il progetto è stato presentato a Udine con l'obiettivo di valorizzare e diffondere l'uso della lingua friulana anche tra i più giovani. È online il super dizionario delle lingue furlane. Come nasce questa idea e come può essere utilizzato? Nasce in maniera assolutamente naturale, proprio perché volevamo dare alla popolazione, ma soprattutto alla fascia più giovane, una possibilità molto diretta, molto immediata, fresca, per poter utilizzare la lingua friulana, per poter capire qual è l'origine dei termini, qual è la possibilità di interpretazione anche nelle frasi, e quindi mettere insieme in un ambiente aperto e implementabile una serie di dizionari era qualcosa che attendevamo da tempo e veniva anche richiesto appunto dalla popolazione. Quindi siamo arrivati a questo super dizionario in maniera del tutto, come si diceva, naturale, però con grande lavoro, perché c'è stato un impegno veramente notevole per poter mettere insieme tutti questi elementi che nel corso del tempo sono giunti non solo da parte dell'Arlev, ma anche da parte della popolazione, che in qualche maniera ha suggerito alcune situazioni, alcuni ambienti da dover implementare, e quindi siamo particolarmente felici di poter dare questa possibilità alla nostra lingua. È una lingua che ha la capacità di poter essere utilizzata come le lingue più blasonate, quindi ha tutta la possibilità di poter comprendere anche i termini scientifici, i termini della pubblica amministrazione e chiaramente anche i termini più comuni. C'è anche un'enciclopedia dei cognomi del Friuli Venezia Giulia. Sì, c'è il dizionario dei cognomi, questa è una cosa importante perché andremo a vedere qual è la toponomastica relativa ai cognomi, la possibilità di capire da dove arrivano i cognomi. È un super dizionario, no? Abbiamo dato questo nome non per mania di grandezza, spero perlomeno, ma perché contiene per ora 3 dizionari, anche se nella prospettiva ne conterà molti di più. Quali sono questi 3 dizionari? Il dizionario bilingue italiano-friulano, che esiste già e che contiene 70.000 lemmi in italiano e 70.000 in friulano, però l'abbiamo migliorato, quindi ha una resa molto più efficace nella ricerca, e poi c'è una fraseologia immensa. Poi c'è il dizionario monolingue della lingua friulana, che ha 7.000 lemmi, 37.000 accezioni e oltre 50.000 frasi di esempio, che va ad attingere proprio al corpus vivo della lingua friulana. E infine credo che sarà una delle cose più gradite, soprattutto da parte dei friulani nel mondo, il dizionario dei cognomi, che è un bellissimo lavoro che avevano pubblicato anni fa Costantini e Fantini, che adesso, con un lavoro mastodontico, perché sono 8.000 cognomi, ma con tutte le spiegazioni dell'etimologia, della storia, della collocazione geografica e soprattutto degli archivi, dove si trova per la prima volta l'attestazione di questo cognome. Super dizionario delle lingue furlane è uno strumento davvero molto interessante, anche lei ha iniziato a capire un attimino come funziona. Ovviamente subito, già dalla conferenza stampa, ho cominciato a smanettare per capire qual è il lavoro che abbiamo prodotto e che siamo riusciti a portare, a mettere a disposizione dei friulani, ed è uno strumento sicuramente utile perché mette insieme banche date molto diversi, il dizionario bilingue, monolingue, il dizionario dei cognomi, e quindi riesce a dare una risposta completa a chi vuole approcciarsi al friulano o chi semplicemente è friulano e già lo parla e ha bisogno di trovare qualche termine che magari gli sfugge in quel momento. Ma questo ha un valore aggiunto in più, il fatto che essendo totalmente online, totalmente gratuito, totalmente libero, può essere utilizzato in ogni parte del mondo, e lo sappiamo bene che ci sono tanti friulani sparsi nel mondo che conservano e vogliono conservare la propria lingua madre, ritenuta ovviamente giustamente un legame indissolubile con il territorio del Friuli Venezia Giulia, e questo è uno strumento in più che permette di poterlo fare agevolmente, perché ovviamente parliamo di persone che magari sono emigrate di seconda, terza generazione, il rischio è che a ogni generazione si perda un pezzettino. Con questo strumento reso disponibile gratuito, grazie anche ai nostri tanti fogolar furlan sparsi nel mondo, potremo diffonderlo e farlo utilizzare anche a chi appunto la conserva nel cuore
ricordo delle origini, delle proprie radici del Friuli Venezia Giulia.